Con i piani di razionalizzazione per un importo di 9.500.000 euro siamo riusciti in questi anni a mantenere inalterata la quota per la produttività. La CISL è sempre stata in prima linea a chiedere risorse aggiuntive per i piani e rimane il nostro impegno anche per la prossima stagione contrattuale. Alle prossime RSU del 5, 6, 7 aprile vota i candidati della lista CISL FP. Siamo dipendenti dalla Regione del Veneto, impegnati per tutelare i diritti del lavoro di tutti i colleghi.